La FNOMCEO è stata ricevuta in audizione dalle commissioni numero 7 e numero 10 del Senato, che complessivamente si occupano di cultura, istruzione, affari sociali, sanità e previdenza. Il tema trattato era l'evoluzione dell'inquadramento degli specializzandi. Le scuole di specializzazione hanno necessità di superare quello che è l'attuale inquadramento con una borsa di studio ministeriale e con la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato a causa mista, che dia anche le possibilità e anche i diritti agli specializzandi, visto l'evoluzione del loro lavoro quotidiano nelle corsie delle università e negli ospedali. Questo è necessario perché c'è stata una grande anche evoluzione di quello che è il costo della vita. Ormai i circa 1.300 euro netti che prende uno specializzando hanno un valore che è fermo da 23 anni e secondo l'Istat l'erosione del potere d'acquisto è ormai salita al 56%. Sono dei medici, diciamo, laureati e quindi che prestano un loro lavoro, un lavoro quotidiano indispensabile per quello che è il mantenimento anche dello status dell'attività clinica delle varie università. Una trasformazione anche al femminile della professione medica, che ormai è al 60-65% di quello che è la popolazione dei nostri medici nella classe di età tra i 25 e i 30 anni, che oltretutto è anche la parte più fertile della donna per avere possibili gravidanze e quindi anche possibili assenze sistematiche nelle corsie e per il lavoro degli altri colleghi. Tutte cose che devono essere considerate nella nuova organizzazione del lavoro. Si è parlato anche di passaggio dal punto di vista previdenziale dall'INPS all'ENPAM per quanto riguarda anche i compensi, diciamo, degli specializzandi. Si è parlato anche del liceo curvatura biomedica, una realtà che ormai dura da molti anni a carico di tutti gli ordini d'Italia e che prevede una frequenza extraorario volontaria nei licei italiani per 3 ore alla settimana per le ultime 3 classi di liceo di studenti che vogliono affrontare anche tutte le materie per quanto riguarda la facoltà di medicina e chirurgia, compresi anche momenti di presenza fisica negli ospedali per delle esercitazioni pratiche. Tutto quanto organizzato tramite corsi omogenei sul territorio nazionale attraverso FNOMCEO. Si è parlato anche di quella che è la prospettiva di trasformazione della medicina generale. Al momento le borse per il corso sono la metà di quello degli specializzandi e oltretutto l'ipotesi di trasformare anche il corso di perfezionamento in una specializzazione in medicina generale vera e propria. È una problematica di cultura, di evoluzione di quelli che sono i bisogni di formazione anche dell'assistenza territoriale per i nostri giovani medici che, ricordo, hanno già superato per quelli che adesso affrontano l'inserimento nel mondo del lavoro una durissima selezione che portava a 70.000 domande e 10.000 posti a disposizione 5, 6, 7 anni fa, quando loro sono entrati a livello di facoltà di medicina e chirurgia. Si è parlato anche naturalmente delle problematiche cliniche che dovranno affrontare i nostri giovani colleghi e tutta la categoria in generale, come la problematica dell'antibiotico resistenza. Recentemente c'è stato un congresso di 3 giorni a Bari con il sottosegretario Gemmato, sotto l'egida della direzione del Ministero della Salute, appunto per evidenziare quelle che saranno le sfide del futuro per quanto riguarda la protezione dalle infezioni, ma anche lo sviluppo di nuove terapie assolutamente indispensabili, visto gli esami sulle resistenze antibiotiche che ogni giorno esaminiamo nelle cartelle cliniche nei nostri pazienti negli ospedali. Molte sono state le domande anche per quanto riguarda l'evoluzione della medicina di comunità.
medicina di comunità che poggia su due cardini principali. Sicuramente la costruzione fisica o l'individuazione e ristrutturazione di vari edifici, ma anche la popolazione delle case di comunità e lo spostamento teorico da parte delle documentazioni PNRR di personale medico-infermieristico all'interno delle case di comunità. L'accordo collettivo nazionale prevede già delle ore a disposizione della medicina territoriale. Purtroppo la medicina territoriale ha circa 5.000 medici in meno negli ultimi 10 anni, siamo passati da 41.000 a 37.500 e la problematica è anche il rinnovo di quella che è l'assistenza territoriale per quanto riguarda la medicina vera e propria e ovviamente anche la parte infermieristica. Ogni casa della comunità prevede circa 10 infermieri all'interno nei piani originali. Bisogna vedere come quindi agire in quella che è la rivalutazione anche di questo tipo di attività fondamentali per l'assistenza pubblica cittadina.